Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi parleremo di un ragazzo cresciuto tra i canali di Venezia, in una città dove i mercanti partivano per mesi e tornavano con storie di terre lontane, di popoli sconosciuti, di spezie che nessuno in Europa aveva mai assaggiato. Era un ragazzo come tanti, ma dentro aveva qualcosa di diverso, una curiosità così grande da non stare ferma. Ma come può un uomo attraversare l'Asia intera a piedi, in barca, a cavallo, senza mappe e senza certezze? E perché, dopo 20 anni lontano da casa, nessuno volle credergli? Questa è la storia di Marco Polo, il mercante veneziano che percorse la via della seta fino alla corte del grande Khan e che con le sue parole aprì il mondo a un continente intero. La nostra storia inizia a Venezia, intorno all'anno 1254, in una città che non assomigliava a nessun'altra al mondo. Venezia non aveva strade di pietra né piazze di terra battuta. Aveva canali, acqua dappertutto e barche che scivolavano silenziose tra le case come se il mare fosse parte della vita quotidiana. Era una città di mercanti e i mercanti veneziani erano tra i più coraggiosi e intraprendenti d'Europa. Compravano e vendevano in tutto il Mediterraneo, portavano spezie dall'Oriente, sete dalla Persia, pietre preziose da luoghi che la gente comune nemmeno sapeva nominare. In quel mondo fatto di commercio e avventura nacque Marco Polo, figlio di Niccolò Polo, un mercante di gioielli già abituato a viaggiare lontano da casa. Il problema era che Niccolò non c'era. Quando Marco nacque, suo padre e suo zio Maffeo erano già partiti per uno dei loro lunghissimi viaggi verso Oriente. La madre fece del suo meglio per crescere il bambino da sola, ma morì quando Marco era ancora piccolo. Fu così che il bambino crebbe in casa di parenti, circondato di affetto, ma senza la figura del padre, senza sapere bene che faccia avesse quell'uomo di cui tutti parlavano con rispetto. Gli anni passarono e Marco imparò quello che i figli di mercanti imparavano a Venezia: leggere, scrivere, calcolare, capire le monete straniere, riconoscere la qualità di una merce. Era curioso, sveglio, e aveva occhi che notavano tutto. Poi, nel 1269, Niccolò e Maffeo tornarono. Marco aveva 15 anni e si trovò davanti a uno straniero che era suo padre. Non è difficile immaginare quanto quell'incontro fosse strano per entrambi. Un uomo che aveva percorso migliaia di chilometri tra deserti e steppe e un ragazzo cresciuto tra i canali di Venezia che non aveva mai visto nulla di tutto questo. Ma Niccolò portava con sé qualcosa di più di ricordi e mercanzie. Portava una storia straordinaria. Durante il viaggio, lui e Maffeo erano arrivati fino alla corte di Kublai Khan, il grande imperatore mongolo che governava la Cina e buona parte dell'Asia. Il Khan li aveva accolti con rispetto, aveva parlato con loro per mesi e alla fine li aveva mandati via con una lettera per il Papa, chiedendo che venissero inviati in Oriente 100 uomini dotti per insegnare la fede cristiana e le scienze europee. Il giovane Marco ascoltava quelle storie con gli occhi aperti. Suo padre descriveva palazzi coperti d'oro, città con milioni di abitanti, fiumi larghi come mari, e un imperatore così potente che le sue parole erano legge per metà del mondo conosciuto. Per un ragazzo cresciuto a Venezia, anche quella più grande e ricca delle città italiane, quelle parole
suonavano come qualcosa a metà tra la realtà e il sogno. Eppure erano vere. E Marco, senza ancora saperlo, stava per diventare parte di quella storia. Niccolò capì subito che non poteva lasciare quel figlio a Venezia un'altra volta. Aveva perso la sua infanzia lontano da lui e non voleva perdersi anche il resto. Così, quando nel 1271 i Polo si prepararono a ripartire per Oriente, Marco andò con loro. Aveva 17 anni e davanti a sé aveva il viaggio più lungo della sua vita. In quel tempo, partire da Venezia verso Oriente non significava comprare un biglietto e salire su una nave. Significava affrontare anni di cammino, attraversare deserti dove non c'era acqua per giorni, scalare montagne così alte che l'aria diventava sottile e faceva girare la testa, incontrare popoli che parlavano lingue incomprensibili e avevano abitudini che nessun europeo aveva mai visto. La Via della Seta, come sarebbe stata chiamata più tardi, non era una strada vera, era una rete di percorsi, carovane, città di oasi e ponti di pietra sparsi tra l'Asia Minore, la Persia, l'Afghanistan e la Cina. Era bellissima e pericolosa allo stesso tempo. I tre Polo partirono nel 1271 diretti verso Acri, nell'attuale Israele, dove il legato del Papa diede loro delle lettere per il Khan. Da lì il viaggio si trasformò rapidamente in qualcosa di molto più difficile di quanto avessero immaginato. In Persia attraversarono regioni dove i briganti attaccavano le carovane di notte. Sull'altopiano del Pamir, tra le montagne più alte del mondo, Marco si ammalò e dovette fermarsi per quasi un anno a riprendersi. Era ancora giovane, non abituato alle fatiche di quel tipo di viaggio, e il corpo cedette sotto il peso del freddo e della stanchezza. Ma guarì, e quando tornò in forze, riprese il cammino senza esitare. Durante quel lungo cammino, Marco fece qualcosa che quasi nessun europeo dell'epoca aveva pensato di fare: osservare. Non guardava solo le strade o le merci o i prezzi delle spezie. Guardava la gente. Notava come si vestivano, cosa mangiavano, come pregavano, come costruivano le loro case, come trattavano i forestieri. Memorizzava nomi di città, descrizioni di fiumi, distanze tra un luogo e l'altro. Aveva una mente che raccoglieva tutto, come una spugna, e non buttava via niente. Era quella capacità di osservare che, anni dopo, avrebbe reso il suo racconto così prezioso. Dopo circa 3 anni e mezzo di cammino, i Polo arrivarono finalmente alla corte di Kublai Khan. Era il 1275 e Marco aveva poco più di 20 anni. Davanti a lui c'era qualcosa che non aveva parole per descrivere. La città imperiale di Khanbalik, che si trovava dove sorge la Pechino di oggi, con i suoi palazzi, i suoi giardini, le sue strade ordinate e i suoi mercati pieni di ogni tipo di merce immaginabile. Era la capitale dell'impero più grande che il mondo avesse mai conosciuto, e Marco ci era arrivato a piedi, attraverso mezzo continente, senza sapere cosa l'aspettasse. Kublai Khan li accolse con curiosità e rispetto. Quei 3 europei venuti da così lontano lo incuriosivano, e il giovane Marco, in particolare, sembrava diverso dagli altri. Guardava tutto con attenzione, imparava in fretta e non aveva paura di fare domande. Il Khan capì subito che quel ragazzo aveva qualcosa che i suoi funzionari spesso non avevano: la capacità di guardare le cose con occhi nuovi, senza pregiudizi.
E Marco, che aveva attraversato mezzo mondo per arrivare fin lì, sentiva che la sua storia con quella corte stava per cominciare davvero. Al centro di questa vicenda c'è un rapporto che nessuno avrebbe potuto prevedere, quello tra un mercante veneziano di 20 anni e uno degli uomini più potenti della storia. Kublai Khan governava un impero che andava dalla Cina alla Persia, dal Mar della Cina all'Europa orientale. Nessun altro sovrano prima di lui aveva controllato così tanto territorio. Eppure quell'imperatore così potente vide nel giovane Marco Polo qualcosa che pochi avevano: la capacità di guardare il mondo senza filtri, di descrivere quello che vedeva senza aggiungere né togliere niente. E capì che quel ragazzo poteva essergli utile. Negli anni che seguirono, Marco non rimase a corte ad aspettare. Il Khan lo mandò in missione in diverse regioni dell'impero, come emissario ufficiale, con il compito di raccogliere informazioni su come vivevano le popolazioni, come funzionavano i mercati, qual era la situazione nelle province lontane. Era un ruolo di grande responsabilità per un giovane straniero, e Marco lo prese sul serio. Viaggiò attraverso il Yunnan, il Burma, l'India meridionale, le coste dell'Asia. Ogni volta tornava con resoconti dettagliati che il Khan ascoltava con attenzione. Le cose che Marco incontrò in quegli anni erano talmente lontane dall'esperienza europea da sembrare quasi impossibili. In Cina trovò città con più di 1 milione di abitanti, in un'epoca in cui le città europee più grandi ne contavano a stento 100.000. Vide strade costruite con precisione, canali di irrigazione che attraversavano la campagna per centinaia di chilometri, ospedali pubblici dove i malati venivano curati senza pagare, un sistema di posta imperiale con cavalli pronti a ogni stazione così efficiente che un messaggio poteva attraversare l'impero in pochi giorni. Vide per la prima volta nella sua vita delle banconote, pezzi di carta stampata che valevano come monete d'oro, e rimase così colpito che le descrisse con una cura quasi ossessiva. Vide la polvere da sparo, che in Europa non esisteva ancora come arma. Vide il carbone usato come combustibile, una cosa che in Italia nessuno faceva. Ogni cosa che sembrava normale per i cinesi era per Marco una rivelazione. 16 anni passarono così. Marco aveva lasciato Venezia a 17 anni ed era ormai un uomo di quasi 40, con la pelle abituata al sole dell'Asia e la mente piena di immagini che nessun europeo aveva mai visto. Nel 1292 il Khan affidò ai Polo un'ultima missione: accompagnare via mare una principessa mongola che doveva raggiungere la Persia per sposarsi. Fu un viaggio difficile, lungo le coste dell'Asia e attraverso l'Oceano Indiano, ma alla fine i Polo arrivarono a destinazione e da lì, dopo quasi un quarto di secolo, presero la strada di casa. Quando Marco rientrò a Venezia nel 1295, era cambiato così profondamente che i suoi parenti faticarono a riconoscerlo. Aveva portato con sé stoffe preziose, pietre rare e una quantità di storie che sembravano inventate. La città che aveva lasciato da ragazzo era la stessa di sempre, con i suoi canali e i suoi mercati, ma lui non era più lo stesso, e presto avrebbe scoperto che Venezia non era pronta ad ascoltarlo. Nei 3 anni dopo il suo ritorno, Marco aveva ripreso la vita del mercante veneziano, ma la città che aveva trovato al rientro era una città in guerra con Genova,
e nel 1298 Marco Polo si trovò coinvolto nel conflitto. Fu catturato nella battaglia di Curzola e rinchiuso in una cella a Genova. Era una situazione umiliante per un uomo che aveva servito il più grande imperatore del mondo, ma Marco Polo era abituato a trasformare le difficoltà in qualcosa di utile. Nella stessa prigione si trovava un altro uomo, uno scrittore di nome Rustichello da Pisa. I due cominciarono a parlare e Marco iniziò a raccontare. Rustichello prendeva appunti, sistemava le frasi, dava forma a quelle storie che sembravano venire da un altro pianeta. Nacque così Il Milione, il libro che raccoglieva i viaggi di Marco Polo e che avrebbe cambiato il modo in cui l'Europa guardava il mondo. Quando Marco fu liberato, nel 1299, tornò a Venezia e riprese la vita di sempre. Commercio, famiglia, affari. Si sposò con Donata Badoer. Ebbe 3 figlie. Diventò un cittadino rispettato e benestante. Ma il libro che aveva dettato in prigione aveva già cominciato a circolare, copiato a mano da chi lo leggeva e lo passava ad altri. E le reazioni erano divise. Alcuni erano affascinati, altri increduli, altri apertamente ostili. Come poteva essere vero tutto quello che descriveva? Città con 1 milione di abitanti? Carta che valeva come oro? Un imperatore così potente da far sembrare i re europei dei nobili di provincia? Molti pensavano che Marco esagerasse, o peggio, che inventasse. Lo chiamarono Il Milione, forse con ironia, forse perché raccontava 1 milione di cose impossibili. Ma Marco non cambiò una parola. Il libro però era reale e la sua influenza cresceva in silenzio, anno dopo anno, decade dopo decade. I cartografi europei cominciarono a disegnare mappe più accurate dell'Asia, basandosi sulle sue descrizioni. Geografi e studiosi lo citavano nei loro trattati. Quasi 2 secoli dopo la sua morte, un navigatore genovese di nome Cristoforo Colombo si preparava a partire verso l'Oceano Atlantico in cerca di una nuova rotta per l'Asia. Con sé portava una copia del Milione, piena di appunti scritti a mano nei margini. Le ricchezze del Giappone e della Cina, che Marco aveva descritto, erano il suo punto di riferimento, la sua guida, il suo sogno. Chi lo accusava di mentire aveva torto. Marco Polo aveva semplicemente visto troppo per essere creduto dai suoi contemporanei, e ci vollero generazioni per capire quanto avesse ragione. Con quella stessa lentezza con cui si diffondeva il libro, il mondo imparava a dargli il posto che meritava. Marco Polo chiuse gli occhi per sempre l'8 gennaio del 1324 a Venezia, nella stessa città dove era nato 70 anni prima. Fu sepolto nella chiesa di San Lorenzo, non lontano dai canali che aveva visto da bambino. Il suo nome vive in ogni rotta che unisce l'Europa all'Asia, in ogni mappa che prova a disegnare il mondo intero, e nelle pagine di quel libro che un ragazzo curioso dettò tra le mura di una prigione, convinto che valesse la pena raccontare tutto quello che aveva visto. Così finisce la nostra storia di oggi. Marco Polo morì convinto che la gente avrebbe capito, prima o poi, che stava dicendo la verità. E la gente capì, anche se ci volle tempo. C'è qualcosa di strano in questo. Un uomo che attraversa mezzo mondo, vede cose che nessun europeo aveva mai visto, le scrive con cura e viene chiamato bugiardo. Non perché avesse mentito, ma perché quello che aveva visto era semplicemente troppo grande.
Quando qualcuno torna con una storia che non rientra in quello che già conosciamo, la prima reazione è il dubbio. Marco Polo visse con quel dubbio per decenni e non smise mai di raccontare. Se anche tu ami l'Italia e vuoi scoprire le storie che rendono unico il nostro paese, resta con noi. Ogni settimana un nuovo racconto ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.